amici bellini, voi perdonerete il ritardo, ma mi rivolgo probabilmente a pochi, perché a chissà a chi interessa questa Coppa Italia. Onestamente non sembra interessi tanto al Napoli. Cominciamo. Quello che ti lamenti sempre, No, sei non polemico. sono sempre polemico, però la questione delle conferenze lo sai che ci tengo moltissimo e purtroppo... Nessuno se ne frega. Vabbè, benvenuto Claudio Schettino e a tutti i nuovi iscritti, e mi raccomando, anche se voi siete iscritti, controllate di esserlo, perché ogni tanto YouTube pigli, cancella, molti mi hanno scritto, dice non risulto più, mi sono iscritto di nuovo, e ogni tanto YouTube, fatemi la cortesia, controllate, l'importante è che guardiate i video e lasciate i like, grazie, siete straordinari e siete la mia forza. Signori, niente conferenze, non ce ne fu, non si possono fare più di 100 conferenze, sono poche quest'anno, le puoi fare veramente pochissime le partite che dobbiamo fare, quindi si potrebbero fare tutte le conferenze, non interessa, o non si vuole fare, o si vogliono evitare certe domande. Io già me lo sentivo la voce, mi raccomando, è una conferenza solamente di Coppa Italia, non si parla di mercato, ma almeno per sapere se c'è una situazione di infortunati. Non si può sapere niente, ci dobbiamo inventare tutto. Poi se ci sono delle novità ultime di mercato, adesso il cellulare è spento però per fine video vediamo le ultime novità, se ci sono dei movimenti che si sono sbloccati, perché in questo momento si continua a parlare di Folorunsh, Vivaio Lazio, non Vivaio Lazio, una serie di cose, Zerbin pure in uscita. Divertiamoci onestamente, perché dobbiamo divertirci. No, questo è Folorunsh, leviamolo da mezzo un attimo Folorunsh, ecco, e vediamo un attimo come vogliamo mettere sta squadra in... perché ho letto alcune probabili formazioni che portavano Meret. Io mi prendo il primo rischio stagionale. Secondo me non gioca Meret, ma gioca Caprile. Io non penso che un portiere come Caprile te lo tieni come secondo natural durante e non gli fai fare nemmeno la Coppa Italia, a meno che proprio Conte la guarda, perché abbiamo sentito di un po' di paperotti durante il ritiro, però non lo so, le papere fanno parte del ruolo del portiere, poi devi essere bravo, devi avere personalità, vedremo. Io mi gioco il primo jolly di stagione con Caprile in porta per la Coppa Italia, penso io così, altrimenti Meret, tutte le partite Meret, va bene. Dopodiché abbiamo i soliti dubbi, perché Oliveira è arrivato da poco, non me lo immagino, a meno che, perché non possiamo saperlo, perché non c'è conferenza. Buttiamoci a indovinare. Tra Nathan, Oliveira, buongiorno, io penso, buongiorno confermato Braccio, Rachmani centrale, e abbiamo saputo che Mazzocchi ha recuperato completamente quella distorsione, insomma, che era uscito zoppicando quindi Di Lorenzo, Nathan Braccetto, per uscire meglio, ecco, per la costruzione più che le sue capacità difensive, perché in costruzione ha un pochino di più la testa alta Di Lorenzo e riesce a fare quei filtranti che vanno magari direttamente ai trequartisti, e immaginiamoci all'inizio Mazzocchi qui con Anghissà, Lobot e Spinazzola. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, Spinazzola in questa zona. Dopodiché Osimhen è l'unica cosa che sappiamo, non convocato. La situazione ce la siamo portata fino all'inizio della stagione, purtroppo non c'è niente da fare. Altre ipotesi fantasiose, no, quello poi vuole pigliare Lukaku lo stesso, mentre così Lukaku in prestito, io ho detto in prestito e poi scatta l'obbligo di acquisto direttamente appena vendi Osimhen. Dobbiamo aspettare la rabbia, ma il PSG è convinto, il Chelsea vuole altri 50 giocatori perché hanno 11 portieri, possono mettere 11 portieri in campo. Il Chelsea, tutti tranne Osimhen. Ma io vi ho spiegato, non è il valore dell'attaccante, perché come valore l'attaccante è fortissimo e vale più di quelli che stanno andando a 70-80 mila. Il carattere è tutta una serie di problematiche che lui si porta dietro, non facile, e quindi ci dobbiamo inventare anche questa cosa qua. Avrà convinto Raspadori prima punta, Conte ha fatto quel bel gol, però un pochino soffre la fisicità degli avversari. Si parte sempre con Politano, Kvara non credo sia in discussione, a meno di problemini fisici, e quindi capire se Simeone, perché Simeone pare che il Napoli non voglia mollare in prestito, hanno chiesto un pochino il prestito, che dire, sta ancora qua, Gaetano sta ancora qua,
Abbiamo salutato Cajuste sicuramente, però non sono né entrati gli nuovi né insomma gli altri che erano in uscita poi sono usciti. Quindi io me la gioco così: Caprile, Di Lorenzo, Raccomani, buongiorno, Mazzocchi, Anghissà, Lobotka, Spinazzola, Politano, Kvara e Raspadori davanti. Bisogna dialogare, bisogna partire dal basso. Raspadori può venire qua, poi l'inserimento di Mazzocchi, palla al centro, Kvara ha seguito. ce la inventiamo così. Domani, visto che il che fare è importante e pressa ed è importantissimo, state tuned perché potrebbe esserci un video di reaction, potrebbe esserci una reaction a caldo, sai, video da telefonino, perché purtroppo il lavoro bisogna rispettare il lavoro, e quindi state, però a me interessa la Coppa d'Italia. Non pensiate che io poi non faccio il video, non faccio la live perché non mi interessa la Coppa Italia come non interessa al Napoli. A me interessa tantissimo e spero che interessi anche a Conte, e sono sicuro che interessi ai giocatori, però ho il dubbio che ai giocatori interessa quando si va nelle fasi poi più dove affronti. Noi non sottovaluteremo l'incontro, vero, non lo sottovaluteremo, e ce ne fregherà assai in questo caso anche della prestazione, del bel gioco, delle trame di gioco. Ritorniamo al discorso di Spalletti: partita da vincere e basta. Queste sono quelle partite da vincere e basta. La prima finale, sono tutte finali, 38 finali anche in Coppa Italia, e vediamo di buttare questo capo a terra, perché comunque superare il turno, anche se si parte da lontano, fa bene anche alla testa dei giocatori. Andare avanti, mettere in mezzo una vittoria dopo la prestazione non convincentissima dell'ultima amichevole, importante, necessario direi, e poi risolvere tutte le cose di mercato che sappiamo quali sono. Il cellulare non si è acceso, sta ancora in carica perché evidentemente l'ho stressato, troppe notizie di mercato avanti e indietro eccetera eccetera. Stavo quasi dimenticando, non voglio farlo, Polly, la nostra mitica moderatrice, è ritornata su YouTube, ha avuto degli equivoci con YouTube, quindi vi invito a seguire Polly, c'è il link, metto il link in descrizione, cioè, adesso c'ha un iscritto che sono io, quindi vediamo il nostro supporto a Polly che è sempre con noi, e per il resto non saprei cosa dirvi, vi ho detto tutto a livello di liste, di possibilità. Adesso devo capire il Napoli se riesce ad affondare su un quinto. Vediamo se Conte con questa Coppa Italia lancia altri messaggi di formazione, e non potremo fare altro che aspettare. Le sapete i nomi tra Neres, stavo dicendo Gagliardini, no, Neres, Brescianini, Gilmour, Lukaku, perché se si fa questa cosa di Osimhen, Lukaku, e vediamo se esce poi un nome a sorpresa tra la difesa e le fasce, insomma così, per completare questa squadra, perché ci sono ancora altri movimenti. Come postilla vi dico che mi rifiuto categoricamente, come vi dissi, non voglio più commentare le parole di Giuffri, mi rifiuto di commentare ancora notizie che dicono per lo stadio è fatta. Adesso quando vedo gli scaffali, gli scaffold, le impalcature, perché non si deve mettere la pietra, si sta parlando di si lavora al Maradona mentre si gioca e si lavora. Quando vedo le impalcature commentiamo la cosa, come per il centro sportivo. Troppe chiacchiere ci danno a mangiare e noi commentiamo cose che poi non succedono, quindi non ce la faccio proprio più a raccontare cose che non accadono. E per il resto niente, l'ultima novità è che il mercato chiuderà a mezzanotte, quindi qualche ora in più, dobbiamo fare tutto l'ultimo a tutto, con la penna, la corsa mentre si chiude la porta, vediamo un pochino, insomma ragazzi, campo, onestamente lasciate il like per la partita di domani, perché volenti o nolenti si deve cominciare bene. Non vedo l'ora di guardare la partita, che non è però amichevole ma è partita che vale, e quindi ci emozioniamo di nuovo, perché poi alla fine ci emozioniamo quando la palla rotola e quando segna il Napoli. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, i like a voi e il resto a me.